what he wants of me. When I'm with you, it's paradise. No place on earth could be so nice. Through the crystal waterfall, I hear you call. Just take my hand, it's paradise. Sono perso l'alba oggi, ma ero troppo devastato, troppo. Modalità ufficio attivata. Wow, ancora 2 secondi che va fuori dai coglioni al sole. E vedi, no, appoggia il cursore sul container, vedi in alto il contenitore. Modifica, certo che è veramente, a parte il monitor che ripeto è ciò che mi consente di fare queste robe, è veramente un paradiso, ci sono di quei colori stupendi e l'acqua è trasparente, sembra di essere in Puglia. Il mare è quasi una tavola, è trasparente, che roba. Ma guarda che l'avevamo letta sta storia che non si potevano esportare latticini nell'Unione Europea. Guarda, e pizzette de melanzane. No? Dai. E con questa bella giornata stiamo guadagnando 21 ampere e mezzo col computer acceso sotto inverter. Sì, il computer col monitor e tutte le robe in carica che ci vanno dietro. È proprio uno spettacolo. Cioè, è veramente così tranquillo. Con quella barchetta che comunque ti rimbalza il senso di tranquillità, perché dici non sono solo, ma non lo so, sembra quasi di rivedere questa tranquillità da un'altra prospettiva, perché immagini anche il tipo da quella barchetta che è qua da 2 giorni, cosca il prova, cosca il pensa di sto postesino, guarda che roba. Da qualsiasi angolazione lo guardo
è sempre uno spettacolo. Questa devo dire forse è la mia preferita. No, non lo so. Guarda, quante piegore che sei qua. Sai qual è il loro saluto tipico? Beh, anche sta qua prima. Ma guarda, ma ita beh. Vero? Ah? Questo è il vicinato. Oh, wii, vicinato. Ciao. Poi chiedetemi perché ho sta fissa della Scozia, chiedetemelo, perché io qua stavo bene e non si parla solo di tutti sti panorami e ste robe, no, si parla della quasi totale mancanza di delinquenza, del mondo a misura d'uomo, della tranquillità. Senti, zip 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 sotto. Sto andando a cercare 5 pound in giro da chiunque me li scambia con un PayPal, in quanto lì dal contadino chiede 2,50 pound, sono meno di 3 euro per starla tutto il giorno, notte compresa, e mi sembra giusto darglieli. Lui ha detto va bene, ho detto no Dio caro, va bene un cazzo, vado in giro e ti trovo. E allora mi sto dirigendo verso il faro, il famoso faro The Mull of Galloway. Che spettacolo, fiori, è uno spettacolo. Sì, per carità, molto più bello qua di Tinebrais, che è la foresta che io menziono sempre, quell'area selvaggia. Per carità è veramente molto selvaggia, però tornerò, sì, ci tornerò, è solo esclusivamente per motivi diciamo affettivi. Io è da una vita che dicevo che il mio sogno era andare con la mia e-bike nelle foreste di Tinebrais, quindi che poi la gente insulsa mi fa sempre dire Tinebrais. In realtà qua in Scozia lo chiamano Tinebrook, come lo chiamavo io, porca troia. Fioi, lo scozzese è lo scozzese, l'inglese è l'inglese. Ma remma impestata, è tutta una salita. E il cuore, cioè no, nel senso, di solito il cuore che batteva ce l'avevo raramente in certe uscite in mountain bike, ma qua con tutte ste salite ogni volta, fioi, mamma mia. Ok, questo non l'avevo considerato. Allora, beh, le scogliere sono veramente stupende. Al primo che dice mozzafiato che arriva una papina, perché è un termine che va troppo di moda. Non è come me l'aspettavo il faro. La zona è infinitamente più bella di quello che mi aspettavo, ma il faro no. Questo perché le fotografie fighe che vedi sono quelle dal drone, insomma, ecco, perché c'è questa lingua di terra ondulata che porta al faro, che è estremamente scenografica, solo che camminando non la percepisci assolutamente, sembra una normalissima collina. E no, io ho intenzione di riprendermi un drone, assolutamente no. Stavo pensando all'Osmo Pocket 4, adesso vediamo se lo trovo nei negozi che mi gira le balle, forse anche lo prendo, altrimenti oh, figa Dio caro. Ah guarda, il sfondo del Windows XP, te lo ricordi? Perché sigo sempre. Fammi vedere da st'altra banda. Eh sì, esatto, vedi, come ti dicevo, il panorama è decisamente sensazionale, unico, bellissimo, molto spazioso, molto immersivo, però non è minimamente percepita la famosa lingua che porta al faro, proprio zero. E ora per incontentarsi, vediamo qua, ecco, avremo che arrozza là, ecco. Lì, guarda che bella carrozza, è una bella carrozza. Intanto mi sto guardando anche la stradina per salire al faro, eventualmente mi ero prepuntenato anche 2 parcheggi che adesso vedi. Guarda, qua avresti anche il baretto ultra panoramico. Ah, cattle grid, le griglie qui per i piegore. E questi sono i parcheggi tattici che avevo prepuntinato, adesso vediamo. Perché non c'è vento in questi giorni, so, di là era magico perché avevi la spiaggia. Qua magari se va via vediamo se va via con la macchina, magari stasera. Vediamo. Oh, non lo so, sono molto indeciso se abitare qua con la vista del faro oppure se abitare giù in spiaggia. Don't know. Mamma mia che roba. Allora, quella Fioi è la famosa isola di Man, dove si corrono quelle gare motociclistiche da coparse. Eccola lì.
ce l'abbiamo perfettamente visibile dal faro. Sai che c'è l'isola di me, na 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 na, cosa che le qua, na 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 na. Oh. Vabbè, il faro almeno fioi è l'ambiente che lo circonda, che è magico, veramente magico. Sai, sei sopra queste scogliere infinite da passeggiare, bellissimo. Aspetta, il parcheggio sarà anche panoramico, ma qua non c'è un cazzo internet. 318 miglia alla fine del mondo. No, a me internet serve per lavorare, accidenti. Vabbè, intanto arriviamoci e poi lancio uno speed test. Tanto che parlo di internet, faccio finta di niente e non dico che mi sono perso. Ok, mi sono cattato. Là voglio mettermi, dove c'è quella macchina lì, ok? In modo tale da avere questa vista qua, che è, accidenti, fantastica. Che mona, me ne stavo andando senza fare lo speed test. Ecco sì, facciamolo proprio precisamente da qui. No vabbè, è in edge, cioè non parte neanche il test, proprio non parte, quindi niente, bocciatissimo come ufficio. Però vabbè, insomma, chi se ne frega, neanche devo mettersi il camper. L'ho vissuto bene. Ho fatto una mia bella passeggiatina, sono stato a scrutare il mare, mi sono ciucciato l'isola di Man, ho fatto le foto, i video, quindi va più che bene, torno ad abitare nella mia spiaggia. Pound, quanto tempo è passato? Me li hanno cambiati qui al bar, sono stati molto gentili. Buongiorno Vertigini, è da tanto che non ci vedevamo, vero? Mi eravate mancate, porco zio, mi eravate mancate. Wow! Mi mancavano un po' le Vertigini. Buongiorno Vertigini, how are you? Fine, thanks, and you? Not too bad, yeah, that's fine. Wow, che posti. Ok, ora ritorno a casa o in ufficio perché ho un cliente nuovo da sentire e 2 assistenze da far dopo. Io avrei centinaia di posti da vedere qui in Scozia che mi sono segnato e studiato, solo che nella mia vita mi sono sempre posto molti obiettivi e li ho sempre raggiunti tutti. Tra gli ultimi obiettivi, questo è un po' frivolo, riguarda i viaggi, c'è quello di fare quello che voglio, non quello che la società si aspetta o quello che in teoria tu ti sentiresti tenuto a fare. Tipo, per farti un esempio, io ho cancellato il lago di Loch Ness tra le cose da fare, ho cancellato il treno di Harry Potter, cioè tutte quelle minchiate, e metto un punto di domanda a tutte le prossime tappe, in quanto io ho deciso di fare quello che mi fa star veramente bene. Quindi io qui sto bene, qui mi sento che non è ora di andare, quindi starò almeno altre 2 notti in questa mia casa sudista, perché la parte più a sud proprio in questo momento, anzi prima eri nella parte più a sud in assoluto di tutta la Scozia. Un esempio è anche il giardino dove ho messo la mia casa. Qui su, ok, uno dice, cazzo, in teoria è il punto più epico perché sei lì e vedi tutto il mare, eccetera. In realtà però io ho internet che lì praticamente non funziona, quindi diventerei matto e mi stresserei per il lavoro, quindi cose negative che entrano, che vanno a sovrascrivere quelle positive, perché la vita purtroppo, ragazzi, funziona così. E sarei più esposto al vento, sarei in un luogo meno, non lo so, quello lo vedo più panoramico, però qui, cioè, vedere l'alba al mattino qui dalla spiaggia è tanta roba, anche perché c'è questa scogliera, vedi che comunque in lontananza lì, vedi lì c'è un campeggio, lì in lontananza, e qui vedi i pali della luce e questo steccato per le pecore. E dalla mia spiaggia, dal mio giardino, non vedo niente, cioè vedo solo la natura, hai capito? E quindi dà al cervello tutta un'altra impressione, tutta un'altra immagine. In più non ho le macchine, che là invece lassù ci sarebbero in quantità. Guarda che se giriamo
cioè scusa, ma il faro è un punto turistico, perché insomma il Mull of Galloway è come dire il lago del Loch Ness o il trenino di Harry Potter, appunto, e quindi non sarebbe lo stesso. Quindi vedi, iniziando a parlare con noi stessi, iniziando ad autoanalizzarci, vedi, alla fine abbiamo smontato una credenza, non una credenza in senso l'armeron dovete mettere robe, no, una credenza nel senso che quello è il posto migliore, no, da mettersi. In realtà dici no, facendo i conti a mente fredda, alla fine il risultato è che è molto meglio la spiaggia. Io nella mia vita faccio sempre sti conti con me stesso e col mondo esterno, per questo sono sempre felice, perché non ho rotture di coglioni, sono soddisfatto, va tutto bene, ma va tutto bene non perché sono fortunato, non perché qualcuno mi regala qualcosa, faccio tutto io con queste cose. Eccolo là il mio giardino, ora che si vede anche il mio camper, vedi? È là. Ho altri 3 van life adesso. Dai. Ecco che mona, sono le 5:30 ora italiana, adesso un appuntamento adesso, vabbè dai. Avviso. Per la felicità anche di Alessia, perché da quando ci eravamo conosciuti, cioè ancora quando eravamo amici, 15 anni fa, 16 anni fa, quel che era, che io andavo avanti a parlare di sta Scozia, perché cioè, per me la Scozia è la Scozia. Certo che io scrivere ai clienti da qua, cioè, poi mi chiedono perché vivo in un camper, ma porca troia, ma che cazzo di domande sono? E mica è solo questo, mica è solo la Scozia, ne ho fatte a milioni di ste robe. Ma non vado a vivere in una casa neanche se mi paga. Beh, oddio, aspetta, dipende quanti chi mi paga, perché se mi paga tanto comunque mi compro il camper e vado a farmi i giretti col camper. Oh, va bene, dai, taglio anche di qua, mamma mia, sono le zappo secche. Aia, spunta, spuntissima, ma è mampestata, mona, Dio gatto, vedete che non mi occupo qua. Ecco qua, adesso di qua e sono arrivato a casa. Senti i cocai, senti. I miei vicini qua pesca, il cocale svoia, Puccio svoia verso qua, e che altri vicini va in giro con la barchetta. Con ste giornate ci sono le batterie stracariche e una temperatura dentro che non scherza. E questo perché era chiuso, adesso apro. Oh, questo è il vero fish insalata al posto dei chips scozzese. Difatti le unto in pestà e unto fuori maniera. I fish and chips nella mia zona erano praticamente l'equivalente del kebabaro, cioè li usavamo per far pastone quando andavamo in discoteca o nei locali. Guarda l'useo che ho fuori, guardami l'useo, guarda. Pipi pipi pipi, tu. Ario, fadula, guarda che strano useo, guarda cosa che fa, guarda che razza è coda che la, guarda, pipi pipi pipi, pipi pipi pipi, che razza è elemento, Dio caro, che va a avere qua sotto. In Dublin, fair city, where girls are so pretty, I first set me eyes on sweet Molly Malone, as you wheeled her wheelbarrow through the streets broad and narrow, crying cockles on my soul's alive, alive, oh, alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and my soul's alive, alive, oh, alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and my soul's alive, alive, oh. She was a fishmonger, but short was no wonder, for so were her father and mother before. And they each wheeled their barrow through the streets broad and narrow, crying cockles and my soul's alive, alive, oh, alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and my soul's alive, alive, oh, alive.
Ghost wheels her barrow through the streets, brass and narrow, crying cockle.